La parola di oggi è abbabbià. Ma io mamma volesse abbabbià, ma stai abbabbiando con tutti questi giri di parole, mi fai vedere la luna nel secchio, mi stai illudendo, mi stai ingannando. Questa è una parola meravigliosa però, abbabbià, perché non ha una precisa traduzione nella lingua italiana. Già il fatto che è composto da 4B e 3A, abbabbià, pensate, è sicuramente la prima parola dell'alfabeto, del dizionario napoletano. Però non è semplicemente l'illusione, ma stai portando tanti paraustieli, tante storie fantasiose, è qualcosa di più, perché nell'abbabbià emerge sempre questa forte carica di considerazione negativa nei confronti della persona che si sta facendo abbabbià. Perché se tu ti stai facendo abbabbià, ecco la radice della parola abbabbià è la stessa di babbeo, babbo, babbasone, babà, ecco che in napoletano, come sapete, equivale a una persona sciocca, stolta, stupida. Anzi, attenzione, in napoletano tu sei un babà, si dice una donna meravigliosa, una donna perfetta, che lei è un babà, perché il babà in napoletano è l'equilibrio e la perfezione, mai asciutto, mai bagnato, mai troppo secco, mai troppo grondante. Ecco perché tu a una bella donna dici tu sei un babà. Ma attenzione a dirlo a un maschio, perché chi è un babà e un babbasone invece è un'offesa, perché per un maschio chi è un babà significa un scema. Ma chi vuoi abbabbiare? Ma tutta sta parlantina che tiene, ma chi vuoi persuadere? Ma chi vuoi prendere in giro? Ma stai portando tutti questi paraustielli? Ecco, il paraustiello è un altro preambolo dilatorio, i lunghissimi preamboli dilatori. Quando qualcuno vuole giustificare la cattiva riuscita di un'opera, ti porta tanti paraustiel. Il paraustiel, la parola è dallo spagnolo parausted. Parausted era un saluto cerimonioso in epoca vicereale, che un borghese, se incontrava un reale, che faceva? Si inchinava, si scappellava e ripeteva parausted, che significa per lei, per voi, parausted. E dietro tutta la cerimonia gestuale del parausted c'è la cerimonia verbale di chi parla, ma stai portando tanti parausted, tanti paraustiel, tutta forma e niente contenuto. Ma chi vuoi abbabbiare? Ecco, t'ha già abbabbiato pure a te, perché poi la parlantina del popolo napoletano è tipica, no? Per provare ad abbabbiare il proprio interlocutore. Potrei usare altri sinonimi, potrei usare arruffianà. Sì, sto facendo un po' il ruffiano per farti vedere un po' la luna nel pozzo, ti sto facendo allumà. Allumà è dal francese allumer, che significa accendere, ti stai allumando, allumà. Oppure per esempio ti sto facendo arrazzà, che è un po' volgare, però insomma dà l'idea dell'eccitazione, ti sto imbrusando, brusà è insomma da una parola che è proso, il proso nella parlese napoletana è da il culo, e quindi imbrusà in napoletano è pigliare per il culo qualcuno, ti sto imbrugliando, ti sto fottendo, sì d'accordo, che le vuoi tu, arruffianà, brusà, allumà, che le vuoi tu, ma abbabbià è una parola straordinaria e va già abbabbiato pure stavolta. A Napoli ogni giorno c'è sta cosa fa, e allora ho pensato di fare un libro, Napoli 365, che ogni mattina ti suggerisce dove andare, cosa celebrare e che cosa fare. Insomma, un libro da tenere in gabinetto e studiare, perché si sa, nessuno nasce imparato, a cattata villa.